probabilmente... Siccome noi sappiamo che da studi fatti da altri professori si identifica l'annunciata di Antonello con la famosa Beata Eustochia, che era vicina e abitava accanto ad Antonello, accanto al laboratorio, evidentemente Antonello ha fatto il ritratto della Beata Eustochia che condivideva con lui le stesse scelte politiche rispetto alla Chiesa, cioè praticamente Antonello era un francescano e anche Santa Chiara è morto col sacro, si è fatto seppellire col sacro, e la signora figlia di quella importante famiglia della Beata Eustochia che l'ha fatto, aveva rifondato il francescanesimo al femminile a Messina ripubblicando l'ordine di Santa Chiara. Nel suo lavoro si vede benissimo che la correzione alla sinistra fa diventare il volto dell'immagine una figura molto più sottile, perché non c'è più quel bordo blu, quindi si vede che la destra è molto alta. Allora, la spiegazione quale potrebbe essere, lei è un medico, lo sa, mi può rispondere, o quell'immagine ha i capelli ha una massa di capelli sotto il velo, oppure una massa di capelli, i capelli si vedono anche da qua. Si vedono dei fili di capelli. Come si vede pure la veste della poeta. Quindi secondo lei è che chiaramente ci voleva un'ora solo per la... Quindi secondo lei questa immagine può essere una monaca? Se ha i capelli sotto il velo, lei ha fatto vedere benissimo. Il velo si ferma qua e da qua escono dei capelli. Dei capelli però filiformi. Sì, filiformi. Sembrano aggiunti dopo quei capelli, o sono originali? Sono aggiunti dopo. Però si vede che escono dei capelli. Sì, per dimostrare che aveva dei capelli. Quindi questo significherebbe qualcuno che voleva insinuare il fatto che non era una monaca. Sì, però quell'abbondanza del velo, come mai non è che anche il velo è stato aggiunto? Perché il velo è stato rifatto infatti a destra. A destra, ma dico la parte superiore del cranio è originale in quel modo, quindi aveva una testa gigantesca questa. È così. È fuori dimensione, non è una testa regolare. No, non saprei dire, non l'ha analizzato questa cosa. Va bene, la ringrazio.